Allora, oggi si parla di mafia, di infiltrazioni, soprattutto in settori strategici come possono essere quelli connessi ai rifiuti, all'ambiente, ma in generale tutti i relatori di stamattina ci hanno fatto notare come anche in Veneto le infiltrazioni mafiose siano comunque da fronteggiare. Ma innanzitutto direi che non si parla solo oggi. Il sistema camerale è parecchio tempo che parla di questi temi della legalità e che investe su questo con progetti proprio ad hoc. E quindi c'è una coscienza che è maturata all'interno del sistema economico veneto proprio per promuovere la legalità sin da quando i nostri futuri collaboratori e imprenditori sono piccoli. Ci sono tantissimi bandi nel nostro sistema camerale proprio per questo. Sappiamo che è un problema serio, non illudiamoci che si possa chiudere questa partita della illegalità in tempi brevi, ma bisogna essere costanti nell'azione. Gli appuntamenti di questi giorni sono importantissimi perché vede coinvolto il mondo delle scuole, il mondo dell'economia, le istituzioni, ed è fondamentale che questa rete sia connessa e riesca a dare quel messaggio che con la legalità l'economia cresce, che con la legalità tu sei tranquillo come imprenditore, ma è tranquilla anche la tua famiglia, perché vediamo quali sono i risvolti quando la legalità si infiltra nelle aziende. Sono dei risvolti drammatici per le famiglie. Ecco, quindi la prevenzione di questi fenomeni passa anche dalla conoscenza di quelli che possono essere gli interlocutori a cui chiedere in caso aiuto. Certamente passa per la conoscenza tramite gli interlocutori che sono testimoni dell'attività quotidiana di prevenzione, non solo di prevenzione ma anche di soppressione di quelle che sono le attività malavitose. E poi queste testimonianze sono molto, direi, appetibili, nel senso che catturano l'attenzione dei giovani, l'abbiamo visto, e quindi è una buona semina. L'importante è continuare su questa strada, capire che dove c'è la marmellata, a tutti piace la marmellata, uso questo termine, e noi bisogna vigilare su questo. Noi come sistema camerale abbiamo gli strumenti perché con Infocamere riusciamo a mettere in campo tutte quelle azioni per poter dare le informazioni alle nostre forze dell'ordine per poterla combattere. Ecco, abbiamo visto che insomma riciclaggio, usura, anche le nuove truffe a livello informatico sono questi i fenomeni più attuati dalle mafie. Sì, questo direi che è un momento molto delicato di passaggio perché proprio l'informatizzazione, la digitalizzazione non è solo ad appannaggio del mondo dell'impresa e dell'economia, ma anche di questi soggetti, di queste realtà mafiose criminali che non stanno certamente a dormire. Tantissime truffe, tantissimo malaffare passa proprio con questi nuovi sistemi di comunicazione, con questi nuovi sistemi quotidiani che all'interno delle aziende ci sono, e loro ovviamente stanno al passo, addirittura più avanti di noi.